ho veramente il piacere di dare il buongiorno, un buongiorno speciale oggi al collega Mimmo Mazza, caporedattore centrale della Gazzetta del Mezzogiorno e amico di Cittadella alla Radio. Buongiorno Mimmo, ben trovato. Buongiorno Marina, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Congratulazioni a te e a tutti i colleghi, un grandissimo in bocca al lupo, siamo tutti felicissimi di rivedervi in edicola. Oggi attendevamo con ansia la prima pagina. Come sono andate queste ore? Raccontaci qualche retroscena. Abbiamo visto anche la diretta, insomma, delle rotative che facevano partire il giornale, le parole di Oscar Iarussi, il neo direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Ma sono state ore molto convulse, inutile negare che abbiamo dormito pochissimo, l'adrenalina a palla, ma insomma ci stava. Mancavamo dalle edicole dal 2 agosto, un tempo infinito per un giornale che vive di notizie, flusso continuo di notizie quotidiane, ma anche aggiornamenti in tempo reale sul sito. E quindi insomma ce l'abbiamo messa tutta per cercare di tornare in edicola il prima possibile, e non è stato possibile tornare presto perché le disavventure giudiziarie sono state parecchie, e poi abbiamo fatto il possibile anche per tornare in edicola con una veste grafica nuova, con un prodotto rinnovato. Insomma, io credo che chi sfoglia oggi la Gazzetta del Mezzogiorno possa rendersi conto di qualche novità, insomma, importante, che è stata portata in un quotidiano che comunque quest'anno farà 135 anni, insomma, quindi anche nel solco di una tradizione ultracentenaria. Certo, la prima di oggi è dedicata al tema delle baraccopoli. Siete partiti subito con l'inchiesta. Ecco, il tema dell'inchiesta sarà uno degli aspetti che curerete in modo particolare. Come ce la dobbiamo immaginare questa Gazzetta del Mezzogiorno da qui alle prossime settimane e mesi, ovviamente? Sarà il tema dominante, nei limiti del possibile ovviamente, ma insomma sarà quello il tema, non più un giornale omnibus che racconta le notizie della giornata, ma un giornale che cerca di fare notizia di per sé, di scavare nelle storie di Puglia e Basilicata, di cercare di raccontare insomma quello che accade nei nostri territori, prescindendo un po' insomma poi dal trama delle notizie quotidiane, dall'agenda dei comunicati stampa, delle conferenze stampa, insomma della cronaca quotidiana, che certamente troverà spazio in particolare in questo caso sul nostro sito, ma l'idea è quella di andare oltre, di scavare, di trovare, di fare un po' da soli, insomma. Anche perché poi probabilmente quello che manca in questo momento, e penso anche quello che ricerchi un po' anche il lettore, è anche quello, no? Un approfondimento rispetto al flusso continuo di notizie che ormai circolano anche in rete, è anche più facile avere, quindi il quotidiano deve avere proprio un altro ruolo. Quale obiettivo ti sei prefissato, Mimmo? Ma l'obiettivo è quello di rendere la Gazzetta farlo ritornare al posto che aveva, insomma, il ruolo leader dell'informazione quotidiana in Puglia e Basilicata, ma anche di renderla un'azienda sostenibile. Non siamo noi gli amministratori, ma certo poi abbiamo subito noi le conseguenze di quello che è stato, insomma, il disastro economico precedente, e quindi dobbiamo anche cercare di rendere il prodotto in linea con le attese del mercato, perché puoi fare il più bel prodotto possibile, ma se non ha mercato è destinato ad avere vita breve. Invece da questo punto di vista faremo anche noi il possibile per migliorare, per rendere l'acquisto della Gazzetta ogni mattina un atto piacevole, non una cosa che si fa per abitudine, insomma. Approfitto della tua presenza per fare un grande in bocca al lupo anche a Maristella Massari, che prende il tuo posto a capo, diciamo, della redazione di Taranto. Quindi tu passi a Bari, ovviamente lei sarà qui a Taranto, quindi un grande in bocca al lupo a lei, anche un bel segnale questo cambio insomma, di nomi, e questa voglia anche, no, di cambiamento, anche l'aver inserito, insomma, Maristella, che è una firma storica della Gazzetta, è anche una donna, io lo devo dire, perché facciamo squadra tra di noi. Fa bene a dirlo, perché c'è poi una donna a capo della Basilicata, c'è una donna all'ufficio centrale, e su Taranto c'è un'attenzione rinnovata perché riapre la sede, che sarà nuova in Piazza della Vittoria, che dovrebbe riaprire se tutto andrà bene la settimana prossima, quindi Taranto tornerà ad avere una redazione della Gazzetta, ma intanto da oggi ha comunque di nuovo l'edizione dedicata a Taranto. Quell'edizione era stata soppressa il 1 dicembre del 2019 dalla precedente amministrazione, e i nuovi editori hanno subito puntato su Taranto, e quindi da oggi è tornata la Gazzetta di Taranto. Siamo molto contenti di questo, Mimmo, un grande in bocca al lupo, ti seguiremo le vicende della Gazzetta del Mezzogiorno, e vi chiederemo quando potrete anche di intervenire per commentare insieme a noi le vicende che riguardano la nostra regione e nel caso specifico la nostra città. Ti auguro di dormire un paio d'ore almeno, insomma, per riprenderti un po' e di goderti poi questa meraviglia di giornata. Grazie a Mimmo Mazza per essere stato con noi. Un abbraccio a voi tutti.